Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Queste mi ha contate una femmine. Avevi 20 anni, ho arrivato a Padua a cercare lavoro. Smontate dal treno, o voi in corso del popolo lì, che erano edicole. Avevi di comprare qualche giornale per via di uffiartis di lavoro. Sicché ho sgarfi tal russac, lì tal zaino, non l'è poi il taccuin, ma l'avevo rubato. O mi sono mettuto a vai. Allora quel edicole mi disse, c'è qua, disse, mi hanno rubato il taccuin. Va bene, che lei mi ha dato 3 giornali. Mi ha dato una schede telefoniche, che si usava così anche volte, non si aveva il telefonino. E ho spiegato che ieri dal Friuli mi ha dato anche i bes per tornare a casa, tal caso avessi bisogno. Va bene, una giornata accade male e è finita tan ben che mai. Ho chiamato il lavoro, in che dì, lo vorrei staccare dopo una settimana, o sono tornato in Friuli in attesa proprio di tornare là a dire grazie a lui anche. Beh non. Ma c'è che mi ha insegnato che bisogna comportarsi così anche con chi che non si conoscono, perché lui non mi conosceva. E io ho giunti che non si insegna che lì anche acchiappare il plaisir di una banda e tornarlo di che altre. Buone giornate e buone vite.